perché mi fai un trattorista agricolo. Prima della guerra, o 3 anni prima della guerra, dicendo 37-38, e dopo appena finita la guerra andai a fare il trattorista, una volta che a Ford, si ricorda la Ford a Patni, guidenti fatti a ponta, che ferro, così, di ferro, sì, con i pontoni, insomma. E dopo da Ford siamo passati con l'Orsi, a testa calda, no? Sempre con sti padri. E dopo l'Orsi, Landini, e dopo Landini si è passati ai Fiat 52, dopo 55 si vede a 355. Lui era proprio, faceva il trattorista come per arrotondare la famiglia o proprio del mestiere? Se eravamo 4 fratelli, quindi per la terra eravamo più che sufficienti, no? E allora finì la guerra, prima aveva una Ford a rode tutta per far bisogno familiare, e a tutte le società 7 fratelli, e mi ero uno di quelli che guidavo. Invece dopo, finì la guerra, avevamo detto qua, cosa facciamo? No, o andare in Australia, o in Francia, o in Belgio, a quei tempi era immigrazione così, no? E allora c'è un debito, che tutti mi dicevano amati, no? E viene ristaccato con sto cingolato, no? Se lavorava giorno e notte, no? E quindi un franco con sacrificio ci ha fatto anche qua, insomma. Che faceva tutte le stagione di arattura? Arattura, trebbiatura. E che avevi anche la Trebbia? La Trebbia, sì. Vostra ora? Nostra di proprietà, dopo finì la guerra. Ma mi conta come che consisteva il suo lavoro? Che era la differenza ad esempio fra prima e dopo della guerra? C'era la differenza? Sì. Dopo guerra si vedeva il rinascimento, capisci o no? E dopo guerra si cominciava da subito un franco che una volta i soldi non sapevano cosa era, capisci o no? E comunque da lavorare da mattina a sera quel trattore lo chiamava? Giorno e notte, quel cingolato giorno e notte. Col cingolato Fiat? Si aveva 2 cingolati Fiat, c'era mio e mio fratello, e si aveva 4 uomini, e lavorava 1000 lire al giorno. E lo facevi a turno praticamente? Turni, si faceva turni, ma si stava a sebellare il trattore. Quando si lavora in bonifica, no? In bonifica anche dell'oro qua. Lei qua vicino a bonifica dell'oro. E questi stradoni, fango che era, si andava una volta al giorno uno a prendere da mangiare. E che altri sempre sotto? E là si faceva un casotto con il cane e si dormiva sotto. E quando eravamo vicino alle famiglie si dormiva in stalla. Perché era campi di quante estensioni? Di quanti metri? Era 100 metri, 200 campi. Cioè per dire quanti metri di distanza uno? 1,5 chilometri, 2 chilometri lontano dalle case, no? Quei pesamenti di terra, i tocchi di terra, gli era onghi quanto? 500 metri, 600 metri, sì. Cioè una presa, si diceva presa, ne altri no. Una presa, un appezzamento fa 1 ettaro, 2 ettari, conforme, tutto a piedi. Come a piedi? Anche a Ciguato andava per la strada, no. Invece adesso i pianai per spostarli. Adesso, ma chi era il proprietario? Cioè chi erano questi grandi appezzamenti di terra qua? perché qua a destra adesso mi fai vedere subito dove andavo su, qua avevamo una bonifica, vedo che là è il campo dei Mici, quella. Sì. Il campo dei Mici. Si andava proprio attaccati a quello, no, che è la bonifica dell'oro, che dopo di lì roncare l'oro, l'oro dell'oro, a me neanche conosciuto, io ho conosciuto la gente che amministrava, non mi ha conosciuto, l'amministrazione con me, aveva gli agenti, anche io i castelli, però trattavo direttamente con lui. Anche il Zanasso, per esempio anche il Zanasso trattavo con Gianni, a terra sua. E anche
Ma era insomma anche questi famosi paroni veneziani, i grimani. Qui là è grossi, qui là. E il pugnaino, il bortolotto, il pugnaino. Qui era il signor Asi, non ci faceva mai vedere. Dell'oratura cominciava in che stagione praticamente? Se andava avanti, guardi, se andava avanti stava fermi poco tempo perché si scominciava subito dopo Trebbiaco e Frumento, là in agosto insomma cominciava le arature, no? E fino in primavera. Perché d'inverno? Cosa aravi d'inverno? D'inverno è terre libere, no? Si lavora tutta l'invernata, stai fermi, diciamo così, maggio, giugno, luglio. Praticamente l'unico mese libero era maggio, insomma. Sì, che non si faceva niente. Che non si trebbiava. I giorni poi cominciava sulla trebbia e banda. Ma e d'inverno facevi 24 ore su 24 anche d'inverno? Tutta l'invernata. Ma notte e giorno? Notte e giorno. 4 uomini sempre. 3 uomini per trattore. Si faceva 4 ore, per esempio la sera uno montava alle 8 fino a mezzanotte. Mezzanotte alle 4 e 4 e 8 mattina. E dopo tutte le ore si varia come si andava d'accordo, uno mi andava via per modo di dirlo. Io per esempio dovevo andare via tutti i giorni. Perché? Perché dovevo dare l'ordine al cliente, arrivo domani. Io tenia contatto con. Contatto, no? E con cosa si muovevi io? Motorini? Bicicletta, qua i motorini. Mi era un signore perché aveva la bicicletta, avevo. E dormire, dove dormivi? Anche mi dava a mangiare, sai, una volta. Era poretti, ma se mangiava, si beveva molto bene. Quando veniva il trattorista era un personaggio importante? Sì, mi veniva contro, scherziamo. E era trovata anche amorosa ora? Morore, chi che vuoi? Chi che vuoi, che ne era torre. Mi può anche mi diceva, Paron, no? Perché Paron, torre. Maria, una volta famiglia era 3, 4, 5 torre per famiglia. Anche andava bene ora qualche volta, insomma, costiera. Finché vuoi. E perché vedi una. Io a sua partenza era sempre Santa Maria di Campagna. Santa Maria di Campagna. Però se doveva stare attento sia con l'autore sia vivo. Perché? Se trovavi il core, sa cosa che è il core? No. Era dei posti che la terra era come grasso. Io un anno mi era quel cingui che sono andato a arare, e arriva di notte no. E questo è il nostro coeono che si vede là, no. Questo resta, la nome resta, e qua, adesso una cora, no, niente, no, qui farai, non te vede capisco. Questo colloiaio, muove la macchina che vanno voi a cingui. A Moe niente da fare io. Zo, è andato tutta. O lui per venire fuori, no, per smontare dal trattore ho messo un piede sotto terra. Tutta sotto, no? E lui si è messo a ridere perché le pratico. Lo campi del cane messo poi io, dei mais, no? E lui qua uscita, la vanga, l'ha fatto un scavo davanti e uno da io. Sotto cane, poi avanti metti per il brio, metti il figlio e fate il show. E poi si metteva sempre cane, finché ancora finito e si vede giù il trattore. Questo in che anno era? Adesso, dopo la guerra che comprava subito su 50.